Terzo congresso di ARCAT Veneto, Associazione regionale dei club alcolici territoriali, per affrontare i problemi delle dipendenze. Vuole spiegarmi il significato della giornata di oggi? Sì, oggi abbiamo il terzo congresso regionale che si svolge qui a Longarone. Per noi è una tappa importante perché abbiamo radunato tutte le famiglie della nostra associazione qui per parlare del nostro futuro e per soprattutto sensibilizzare la comunità locale sui temi che riguardano l'alcol, le dipendenze, i problemi del gioco, eccetera. Strategia di approccio diversa da quella, per esempio, degli alcolisti anonimi. Per ARCAT l'alcolismo non è una malattia, ma un disagio, un problema che va affrontato partendo dalla famiglia, perché è tutta la famiglia a patirne le conseguenze. In Veneto, il Veneto è la regione capofila, abbiamo questo tristissimo primato come consumo di alcol pro capite e in particolare tra le province del Veneto la provincia di Belluno è in testa alla classifica, quindi direi che questo territorio ha assolutamente necessità di avere e di trovare una soluzione a questo genere di problematiche. La pandemia ha peggiorato la situazione per quantità consumate, numero di consumatori ed età degli stessi che si è purtroppo abbassata. Per chi stesse cercando aiuto, basta scrivere ARCAT su Google, individuare il club più vicino e contattarlo. Dall'altra parte ci sarà chi sta solo aspettando di potersi rendere utile.